La polemica sul ruolo degli specializzanti dopo le accuse del direttore sanitario di Padova Donato, che li aveva accusati di aver favorito il contagio, hanno proclamato lo sciopero. Da Padova Ivana Godnik. Arrivati al cancello del Policlinico Ospedaliero di Padova si sono fermati e non sono entrati gli specializzandi che durante il periodo più duro della lotta al coronavirus hanno passato gran parte del loro tempo in corsia. I 1600 giovani medici hanno infatti deciso di non accontentarsi delle scuse ritenute poco convincenti del direttore sanitario Daniele Donato e hanno perciò proclamato l'astensione dall'attività con il quasi 80% di adesione, salvo garantire le emergenze, le sale chirurgiche, il pronto soccorso, le aree Covid. Le dichiarazioni del direttore sanitario sono state pesanti, le scuse non sono state soddisfacenti. Chiediamo delle scuse vere che smentiscano in modo importante i dati che sono assolutamente stati smentiti questa mattina dal Servizio di Medicina Preventiva. Abbiamo chiesto un incontro e fino adesso non l'abbiamo neanche avuto direttamente con la direzione. Non fermeremo la nostra astensione fino a quando non avremo un incontro e che le nostre tutele vengano garantite. Il direttore sanitario durante una videoconferenza della Società Italiana di Chirurgia Plastica, riferendosi proprio ai giovani medici, li aveva additati come coloro che per la vita sociale troppo attiva diventano i soggetti che all'interno dell'ospedale creano il maggior pericolo. I nostri colleghi si sono contagiati stando a contatto con i pazienti, facendo il loro lavoro ed esponendosi ad un rischio del quale erano consapevoli ma per il quale non venivano adeguatamente protetti. Ci hanno richiesto sacrifici non solo in termini di ore sostanzialmente, ma anche a livello psichico. In difesa dei 1600 giovani medici interviene anche il direttore generale della Sanità Veneta, Domenico Mantoan. Hanno dato un contributo fondamentale perché il sistema potesse reggere. Senza di loro rischiava di crollare, senza il loro aiuto.